Avvicinandoci alla 14ª galleria, si può notare già da distante una sua particolarità, che la denota tra tante altre. È la presenza, vedete, di questa sorta di feritoia, dove si può scorgere un piccolo ponticello in cemento. Eccolo qui. Era un ponticello che consentiva agli uomini, ai mezzi, di attraversare un canalone, che sarebbe questo che sto mostrando con il mouse, cioè sostanzialmente una sorta di rientranza a V della roccia dove era più facile si convogliassero sassi, si convogliasse neve, provocando o cadute di massi o pericolosissime slavine, che spesso e volentieri potevano essere anche mortali. Per cui qui vedete zoomato il ponticello in cemento e sopra la copertura con un'altra volta in cemento, che dopo vedremo meglio, appunto a proteggere il lato superiore dei passanti. Avvicinandoci alla 14ª galleria, ecco questo l'ingresso, si può notare qua sopra la solita targhetta dedicatoria, che in questo caso è riferita al capitano Melchiori, potete vedere qui. Il capitano Melchiori era il capitano di una compagnia di minatori, non della 33ª compagnia, quella che ormai abbiamo già imparato a conoscere, quella che ha costruito la strada delle 52 gallerie. Era capitano della 26ª galleria e, a dire il vero, era stanziato in una zona un pochino più disagevole rispetto alla 33ª, un po' più pericolosa, perché era stanziata nei pressi del Dente Italiano e quindi significa in cima al Pasubio proprio sul fronte, al dirimpetto del Dente austriaco e quindi a 150-200 metri dagli austriaci, il fronte correva proprio lì. E la 26ª era stanziata in cima al Pasubio perché? Perché là era stata chiamata per fortificare la zona e per scavare gallerie di mina e di contromina. Cos'era successo? Vi ricordate che abbiamo già parlato della Strafexpedition del maggio del 1916. Dopo la Strafexpedition ci sono una serie di attacchi, di contrattacchi sulla cima del Pasubio, alla fine il fronte passa proprio da lì, da quei due denti, dal dente italiano e dal dente austriaco di cui vi parlavo. Ed entrambi gli eserciti procedono a fortificare le proprie posizioni, perché a un certo punto nell'ottobre del 16 comincia a nevicare, non si può più combattere e quindi tutti ne approfittano quantomeno per fortificare le difese e quindi chiamano i genieri e nel nostro caso l'esercito italiano chiama a raccolta la 26ª compagnia, quella comandata appunto da questo capitano Melchiori. Ecco, tenete conto che dopo mesi e mesi di fortificazioni il dente italiano e il dente austriaco diventano sostanzialmente delle fortezze inespugnabili. Per cui, quando nella primavera dell'anno successivo, del 17, si sarebbe potuto tornare a combattere de visu, di fatto non era più possibile, perché appena uno metteva fuori il naso dalla trincea della propria postazione, l'avversario era talmente fortificato da rendere assolutamente impossibile un assalto frontale alle proprie posizioni. Per cui la situazione rischiava di cadere in uno stallo. E allora in questi casi cosa si fa? O cosa fecero gli austriaci per primi? Pensarono di costruire una galleria di mina e quindi dar vita ad una guerra di mine a tutti gli effetti. Per mesi e mesi cominciarono a costruire sulla cima del Pasubio, a partire dalle proprie postazioni, una galleria che penetrava per decine e decine di metri nella roccia per arrivare al di sotto delle postazioni italiane. Lì sarebbe stata caricata una mina, la prima mina era di circa 500 kg, sarebbe stata fatta brillare e avrebbe fatto collassare le posizioni nemiche, quindi in questo caso quelle italiane, nella speranza di portare al collasso il fronte nemico e poter incalzarli nella ritirata, evidentemente, quindi di poter far avanzare il fronte. Ecco, gli austriaci riuscirono nell'intento e fecero brillare la loro prima mina sotto il dente italiano, più o meno, il 29 settembre del 1917. Gli italiani risposero pochi giorni dopo facendo a loro volta brillare un'altra mina sotto le postazioni degli austriaci, perché nel frattempo anche gli italiani avevano cominciato a scavare una loro mina, e si procedette così per circa 6 mesi, diciamo dal settembre del 17 fino al marzo del 18, in una delle guerre di mina che più devastanti di tutto il fronte europeo, forse addirittura la più travagliata e la più lunga di tutto il fronte europeo. Perché pensate, complessivamente brillarono 5 mine da parte italiana e 5 mine da parte austriaca. L'ultima mina austriaca scoppiò il 13 marzo del 1918
e mise fine a quella guerra di mine. Una guerra che purtroppo fu sostanzialmente inutile perché provocò centinaia tra morti e feriti da entrambe le parti, ma che non consentì a nessun esercito poi di avere ragione dell'altro, per cui la situazione geostrategica, le posizioni in campo rimasero sostanzialmente invariate. Gli italiani arroccati nel dente italiano e gli austriaci arroccati sul dente austriaco. Ecco, allora, la prima mina austriaca, quella del 29 settembre del 17, vi dicevo, provocò da sola circa una trentina di morti tra i genieri della 26esima compagnia minatori italiana che stavano lavorando sul Pasubio e una serie di fanti della brigata Liguria, quelli comandati dal generale Achille Papa. Ecco, queste trentine di morti furono causati per lo più, pensate un po', a causa dei gas rilasciati dall'esplosione. Esplode la mina austriaca, si provocano delle fenditure nella roccia, attraverso queste fenditure passano i gas velenosi dovuti all'esplosione stessa, che intasano le postazioni italiane e portano alla morte per asfissia di circa 30 persone. Purtroppo tra i morti recuperati dall'esercito italiano c'erano anche il capitano Leopoldo Motti, che era il comandante della 33esima compagnia, quello che aveva progettato e ordinato la costruzione della strada, delle 52 gallerie, e c'era anche il capitano Melchiori, appunto di cui stiamo parlando, qui è dedicata alla 14esima galleria, che in quel momento si trovavano lì sia Motti che Melchiori per procedere alle operazioni di carico della mina italiana, quella che sarebbe esplosa pochi giorni dopo. Entrati nella 14esima galleria, eccoci qui, possiamo oltrepassare quel ponticello in cemento di cui vi parlavo prima, no? Che abbiamo visto dall'esterno. Qui sulla sinistra c'è il dirupo e qui in alto c'è questa volta a cemento che doveva proteggere i passanti dall'eventuale caduta di sassi e di slavine. Oltrepassiamo la 14esima galleria e arriviamo alla 15esima. La 15esima è piuttosto corta, vedete sono 45 metri, è dedicata alla città di Tortona, è una cittadina piemontese in provincia di Alessandria. Sono diverse le gallerie dedicate a questa città o a quell'altra città, non si sa esattamente il perché, probabilmente Picone, che vi ricordo era il capitano della 33esima compagnia che ha definito le dediche delle varie gallerie, volle, come dire, omaggiare le città di provenienza di alcuni suoi soldati, di alcuni suoi minatori, di alcuni suoi sottufficiali, chi lo sa. All'interno della 15esima, entriamo virtualmente nella galleria, possiamo notare questa cosa qui che vi sto mostrando con il mouse, cioè quello che ha tutta l'area di essere un errore di quota, cosiddetto, cioè questa sorta di scalino sul soffitto, vedete, proprio questo qui. Perché dovete pensare, come già anticipavo in un altro video, che quando venivano scavate le gallerie, non venivano scavate quasi mai a partire da un unico punto d'attacco, ma quando la roccia lo permetteva, si procedeva da più punti contemporaneamente, in modo di procedere parallelamente con i lavori, quindi da 2 punti d'attacco, da 3, a volte anche da 10. Si cominciava a scavare a piccoli gruppetti, si scavavano tanti segmentini che poi si saldavano tra di loro, dando vita alla galleria nel suo insieme, e in modo tale, ripeto, da velocizzare, no, le procedure di scavo. Poteva semplicemente capitare che 2 gruppetti lavorassero contemporaneamente e nel momento di congiungere, di saldare i segmenti scavati, uno dei due avesse fatto dei piccoli errori di calcolo che produceva questa, diciamo, irregolarità sul soffitto, questo scalino, no? Perché uno scavava un pochino di meno, uno scavava un po' di più, quando si incontravano emergeva lo scalino, questo piccolo errore di quota. Poteva anche capitare che l'errore fosse, come dire, collocato sull'asse verticale, e quindi in questo caso avremmo avuto errori di disassamento. In alcune gallerie si può vedere la galleria o che si apre un pochino o che si restringe un pochino, appunto per questo motivo qua che vi dicevo. Dall'esterno, quindi usciamo dalla 15esima galleria e ci voltiamo verso il percorso appena fatto. Questa che vedete qui è l'uscita della 15esima galleria. Lo scalino che vi ho mostrato prima, quello errore di quota, si trova più o meno qui, a questa altezza qui.
perché la galleria naturalmente prosegue all'interno, no? Ecco, qui non a caso si può vedere questa feritoia che ha tutta l'area di essere un punto d'attacco. Quindi con ogni probabilità questa galleria è stata scavata contemporaneamente sia a partire da questo punto d'attacco qui, sia a partire da questo punto d'attacco che poi sarebbe risultato l'uscita della galleria. E quando i due gruppi di minatori si sono incontrati più o meno a metà strada, più o meno qui, si sarebbe creato quel errore di quota lì che vi ho mostrato prima. Procedendo sulla strada, prima di giungere alla galleria successiva, si può notare una targa particolare. Dicevamo prima che ogni tanto si incontrano dei canaloni che provocavano delle scariche di masse o delle slavine pericolose. Le scariche di masse o le slavine erano, a dire il vero, come dire, frequenti soprattutto nei canaloni, ma le si poteva incontrare un po' ovunque durante il percorso. E qui purtroppo vedete due coniugi vicentini, siamo nel 1957, per cui ben oltre la prima guerra mondiale, Panozzo Guerrino e Fongaro Maria, era l'estate del 57, e erano due maestri di scuola elementare, di Marostica, avevano una famiglia numerosa, avevano 5 figli e si stavano recando in escursione sulla strada delle 52 gallerie, quando proprio su questo punto qua vennero colti e travolti da una scarica di massi che li fece precipitare nel dirupo sottostante per una caduta di circa 200 metri e ne provocò evidentemente la morte. Erano in 5 in quel giorno, c'erano i due coniugi, c'era la bambina più piccola che aveva solo 3 anni, c'era uno zio e c'era un amico. Partirono in 5 e tornarono in 3. Due coniugi, la mamma e il papà, morirono, potete immaginare, sotto gli occhi terrorizzati della bambina che fu, come dire, afferrata in tempo dallo zio e si salvò. Ecco, questa targa ricorda il tragico evento e ci dice quanto le scariche di massi, anche d'estate, quindi non solo d'inverno le slavine, ma anche d'estate, possono essere estremamente pericolose, sia in tempo di guerra, sia purtroppo anche, finita la guerra, in tempo di pace. Procedendo sulla nostra strada, dopo la 15ª galleria, ma prima della 16ª, a un certo punto vedete che la strada fa una sorta di curva a gomito, questa qui che vedete segnata con la riga tratteggiata rossa. Okay, questa è la strada, quel terreno che si calpesta, si gira a sinistra e vedete che sulla strada insiste un canalone e quindi quella rientranza V di cui vi parlavo prima, no? Particolarmente pericolosa sia d'estate che d'inverno per la caduta massi o per le slavine. Ecco, strizzando un pochino gli occhi potete notare, ma zoomiamo per facilitarci il compito, in questa zona qui, alcuni strani fori. Vedete? Uno è questo qui e l'altro è questo qui. E addirittura se ne vede uno ancora più caratteristico che è questo, in cui si vedono anche qui due fori e una serie di buchetti cilindrici. Ecco. Che cosa erano? Queste sono le tracce di ciò che rimane dei paravalanghe, perché a volte la strada, quella che procedeva a mezza costa, doveva attraversare i canaloni, no? Di cui vi ho parlato e i canaloni appunto erano pericolosi, per cui se possibile la strada quando attraversava un canalone veniva dirottata in galleria. Se non era possibile, allora si costruivano dei paravalanghe, che è quello che è stato fatto proprio in questa occasione qui. Vedete? Più o meno un paravalanga era costruito così. Si forava la roccia a monte, in questo punto qui, ed ecco la traccia che vedete qui sulla destra. Veniva inserito un travetto, che era questo qui, sul quale veniva poggiato un lamierino che formava proprio la tettoia paravalanga o paracaduta-massi, per così dire, e a sua volta i travetti e il lamierino poggiavano su un supporto verticale che veniva conficcato sul bordo esterno della strada. E qui vedete i soldati potevano andare e venire in questo modo in totale sicurezza. La strada che vi ho mostrato prima, vedete, eccola qui, la stessa foto di prima vista da un'altra prospettiva, questa è la curva a gomito, qui ci sono le tracce fuori dalla foto che vi mostravo prima, no? Dove rimangono gli incastri dei travetti paravalanghe, e questo è il canalone, qui lo si vede molto bene.
potete immaginare canaloni di questo genere quanto potessero essere pericolosi, perché la concentrazione di materiale per unità di spazio, sassi e neve, era estremamente maggiore rispetto ad altre zone, per cui erano punti estremamente pericolosi che dovevano essere messi in sicurezza. Ed ecco che venivano creati appunto questi paravalanghe che poi in alcuni tratti della strada, come dire, conferivano alla strada stessa quasi le sembianze di un lungo porticato. E quindi, come dire, da un punto di vista estetico doveva anche essere piuttosto suggestivo vedere questi porticati abbarbicati, no? Più o meno a mezza altezza sul fianco della montagna, ma soprattutto, ripeto, metteva in sicurezza il transito di uomini e di mezzi.